è una garanzia alla vocazione stessa, perché comunque la vocazione non annulla la persona, anzi semmai la potenzia, proprio la fortifica, le dà un senso diverso, per cui l'essere monaca non si sovrappone all'essere donna, per cui l'aver fatto anche dei sogni, anche di diventare madre, sposa, questo è un bagaglio molto bello che mi porto dietro, anche aver fatto l'esperienza, certo ai nostri tempi, e comunque era bello, quei corteggiamenti, le cosiddette le cotte, no? Perché poi nel rapporto, soprattutto noi claustrali, che è un rapporto sponsale molto forte col Signore, proprio di innamoramento, perché non si potrebbe altrimenti rimanere in una vita così scandita d'orari, così ritmata, no? Per chi è fuori dal contesto può anche sembrare una vita monotona, per alcuni addirittura sprecata, ma cosa ci state a fare? Essendo più giovane, poi comunque si fa un cammino di maturazione, per cui magari ogni tanto mi mancava, non so, una bella scampagnata, per esempio, o andare sul lungomare. Però poi man mano che si cresce è come in un rapporto, come in una vita di coppia, no? Poi man mano che si cresce, man mano che ci si affina nel rapporto con la persona amata, poi si gustano sempre più le cose essenziali, le cose semplici, che però danno tanto. Poi io personalmente posso dire che in monastero non mi manca niente,